Siamo una cooperativa trentina con quest'anno 110 anni di storia e il nostro vino, diciamo, il nostro prodotto viene esportato in tutto il mondo, in oltre 60 paesi, e circa l'85% del nostro fatturato è dedicato all'export, per cui un grande lavoro di tanti anni, un grande lavoro con i soci in funzione della qualità e della salubrità dei nostri prodotti, con delle tecniche di lotta integrata per la sostenibilità proprio anche del nostro lavoro nei confronti dell'ambiente. Siamo organizzati con delle società commerciali negli Stati Uniti, in Germania, con degli uffici commerciali in Giappone, in Cina, e poi direttamente serviamo oltre 60 paesi, per cui un'azienda di 110 anni che ha saputo interpretare il cambiamento del mercato, il cambiamento del consumatore, della società civile, e ci vede oggi ai primi posti, credo, per l'export a livello nazionale. Abbiamo ricevuto sabato, in occasione di Opera Wine, questo premio come cantina più social, ed ecco, anche questo è un interpretare le nuove tendenze, è un interpretare il nuovo mercato per raggiungere altre fasce di mercato, i giovani, altre categorie di consumatori, ed è, diciamo, la nuova frontiera anche del marketing e della promozione. Abbiamo fatto un grande lavoro nel 2013 e ci ha portato ottimi risultati sia, diciamo così, nelle vendite, ma appunto anche questo premio che ci dà soddisfazione e ci dice che siamo sulla giusta strada nell'interpretare così il nuovo mondo, se così vogliamo dire. Ovviamente la cooperativa è espressione di territorialità, è espressione del lavoro trentino, è espressione di un'agricoltura di montagna, però ecco, per potersi presentare sul mercato internazionale il Trentino sarebbe troppo poco, ed ecco allora il progetto Sicilia, iniziato negli anni 2000, che ci sta dando belle soddisfazioni con le 2 aziende che seguiamo direttamente con le nostre società, ed è la nostra caratteristica essere produttori, avere in mano tutta la filiera. Questo sicuramente è una grande fatica, però è anche una garanzia per il consumatore che il prodotto è conforme alle esigenze del mercato, che il prodotto è salubre, che il prodotto è proprio quel prodotto curato da chi poi lo commercializza. Quest'anno al Vinitaly ci presentiamo, oltre che con il nuovo stand che riproduce un po' l'architettura della sede a Mezzocorona, anche con un nuovo prodotto che è l'Alperegis Rosé. L'anno scorso presentammo l'Alperegis, un extra brut con 4 anni di affinamento sui lieviti, e quest'anno il nuovo Alperegis Rosé, espressione diciamo del Trento DOC, delle potenzialità trentine a livello di spumantizzazione. Migliorare sicuramente nella qualità, migliorare nella sostenibilità del nostro lavoro in funzione dell'ambiente e della società che ci circonda, migliorare nel lavoro delle energie alternative, e poi sicuramente migliorare nel mercato e nella qualità dei nostri prodotti. E uno dei nostri prodotti punta, oltre ai vini fermi come il Teroldego della Piana Rotagliana e tanti autoctoni come il Muller, il Traminer, è sicuramente la produzione del nostro spumante Rotary metodo classico, una delle eccellenze della spumantistica Trento DOC della provincia di Trento. Quando sono ritornato a casa ho cominciato proprio con questo concetto, portare il nostro dolce da un paesino del Veneto nel mondo. La sfida è stata questa, ci siamo impegnati, e se si crede in un obiettivo, se si lavora e si persevera con degli obiettivi chiari a passi e quindi si combatte per ottenere dei risultati, si vince. Abbiamo vinto, la Loison anche nel 2013 è aumentata di un 7,5%, pur essendo già abbastanza ben messa nei volumi. Abbiamo aperto un altro paio di mercati nuovi, Kazakistan e le Filippine, quindi siamo oltre i 50 paesi, l'export è sempre molto importante, sempre circa il 45%. Stiamo depositando dei brevetti interessanti di prodotto. Tipo? Non si può dire, è un brevetto di processo molto importante, un'idea un po' rivoluzionaria che porterà e svilupperà ulteriormente il prodotto panettone tutto l'anno, che come sai è un po' la nostra passione. Attualmente noi
del panettone, facciamo bruschette e serviamo bruschette di panettone tutto l'anno a tutti i visitatori, quindi facciamo un caso di scuola reale, e questo può anche essere utilizzato nella colomba, ma in realtà è molto facile col mondo panettone, perché il panettone ha una grande popolarità nel mondo, si riesce. Noi oggi lavoriamo con il panettone in Francia, Inghilterra e Germania tutto l'anno, e ci è quindi più facile fare esperienze, fare lavoro, dialogare e crescere in queste zone proprio con nuove idee. Quindi presenteremo ancora meglio i nostri prodotti, non solo dal punto di vista del corner Loison, del brand Loison nel mondo, presso i nostri clienti, ma anche come idee innovative da abbinare. I panettoni, ci sono 2 panettoni in pole position, ma purtroppo per problemi di frutta devo finire la problematica della canditura, che non è perfetta, perché come sai sono un po' paranoico, amo fare una canditura pulita, trasparente, quindi in totale assenza di anidride solforosa e di conservanti, e quindi ho qualche problema di messa a punto. Penso che quest'anno salterò, presenterò idee nuove di packaging e di presentazione, ma purtroppo i 2 panettoni, che a questo punto sono 2, saranno posticipati. Durello, che è il nostro vino che cerchiamo di spingere, di far conoscere, di presentare, con grandi potenzialità, grandi caratteristiche, soprattutto per quello che è la spumatizzazione. È purtroppo conosciuto da pochi, perché quando ci allontaniamo dalle province del territorio locali di Verona e Vicenza comincia a essere un po' sconosciuto. E quindi la difficoltà, la voglia, l'interesse nostro è quello di farlo conoscere a tutto il mondo, chiaramente, dove è possibile. Perché? Perché ha delle caratteristiche peculiari, tipiche, molto particolari e personali. Quali sono queste caratteristiche? Un'uva che è prettamente adatta per la spumatizzazione, quindi un'acidità totale elevata, già di natura, senza compromessi. Un'uva che ha 9-10 di acidità totale già con l'uva matura, quindi noi raccogliamo le uve mature a fine di settembre con delle caratteristiche, con dei numeri, con delle proprietà perfette per ottenere delle basi spumanti, e questa è la Durella, questa è l'uva che noi ci troviamo per le mani tutti i giorni, che cerchiamo di far conoscere e promuovere, e che si trova chiaramente in difficoltà in un mondo con delle offerte di tutti i tipi, che vanno dallo champagne, che vanno dal Franciacorta e tutto il mondo spumantistico di cui facciamo parte, insomma. La logica della passione, della voglia di fare prodotto è chiaramente quella che ha guidato l'azienda Marcato a investire e a fare del Lessinis Durello un prodotto spumante di qualità in tempi non sospetti, quando nessun altro o pochi altri ci credevano. Leggevo poco tempo fa di uno storico della situazione del Lessinis Durello, in cui nell'anno 2004 erano state prodotte circa 28.000 bottiglie, vado a memoria, di Lessinis Durello metodo spumante classico, con metodo classico. Allora io ho guardato questa statistica e ho detto: caspita, 28.000 bottiglie, vuol dire che il 30% di queste bottiglie erano nella nostra azienda. Quindi in anni non sospetti Marcato ha investito in questo tipo di produzione. Non a caso oggi ci troviamo con delle etichette con 8-10 anni di invecchiamento sul mercato, pronti per il consumo, adatti alla vendita, quando altri ovviamente non hanno la possibilità, non perché non ne siano capaci, non perché il prodotto non lo permetta in altre aziende, ma perché noi abbiamo cominciato prima, quando altri appunto non ci pensavano o non lo pensavano. Se consideriamo che a tutt'oggi la nostra denominazione non raggiunge il 1 milione di bottiglie complessivamente in tutte le 17-19 aziende, non so, più o meno, che producono, capiamo che pur essendo piccola noi siamo comunque una realtà importante all'interno di questa denominazione, e continueremo a esserlo, insomma, questa è la nostra intenzione.